E allora per la prima volta a un congresso della Lega chiamo sul palco il presidente di Confindustria Emanuele Orsini. Benvenuto. Grazie. Eccoci qua. Allora, grazie anzitutto di essere qui con noi. Diciamo che non possiamo non partire per impellenza della cronaca dalla questione dazi, no? Nel senso che il Dazi Day tanto annunciato è arrivato, c'è molta isteria sul tema dal mio punto di vista, molta isteria strumentale anche, e viceversa con lei volevo provare a ribaltare l'ottica e a chiederle, al di là delle polemiche di politica o di politichetta che vengono fatte, guardiamola al di qua dell'Atlantico, dal nostro punto di vista, no? L'Europa, quindi anche l'Italia, che in questa temperie, che politica commerciale, industriale, economica deve portare avanti dal suo punto di vista? Intanto mi sentite? Ecco, intanto grazie a Matteo dell'invito, grazie alla Lega. Io credo che il confronto tra l'industria italiana e tutti i partiti politici sia fondamentale, quindi oggi, quando lei ha detto la prima volta che le Confindustria è presente a un congresso, io credo che sia giusto invece essere presenti a tutti i congressi per portare ovviamente l'istanza dell'industria. Io inizio dicendo, mi collego un po' a quello che ha detto il ministro Giorgetti ieri. Insomma, non facciamoci prendere dal panico, perché da un certo punto di vista vedere che Wall Street in 2 giorni brucia 5.000 miliardi, Piazza Affari ne brucia 47 miliardi di capitalizzazione, attenzione, e lo dico ai risparmiatori, ai piccoli risparmiatori, che qualcheduno sta facendo dei grandi interessi, quindi cerchiamo di usare la testa, fermiamoci. Perché la verità è che stiamo bruciando soldi di capitalizzazione di imprese che vivono il mondo reale, magari anche di imprese che non lavorano negli Stati Uniti, e questo mi spaventa, e comunque bruciamo soldi dei cittadini. Venendo ai dazi, è ovvio che per un paese come il nostro, 626 miliardi di esportazioni, il 4º paese al mondo, quindi noi non abbiamo bisogno di dimostrare nulla a nessuno che le nostre imprese funzionano, la verità è che il grande lavoro che noi stiamo facendo con gli Stati Uniti per noi è importante, 65 miliardi di esportazione, un saldo positivo di 42 miliardi, quindi noi abbiamo la necessità di dialogare con gli Stati Uniti. Quindi è anche per questo che noi abbiamo detto serve lavorare e negoziare tutti assieme in Europa con gli Stati Uniti, ma usando anche i rapporti che esistono. Abbiamo visto ieri Elon Musk che comunque ha fatto citazioni interessanti, quindi io credo che oggi chi ha rapporti li deve saper usare, ma l'Europa tutti insieme deve negoziare. Ma vi spiego perché. Perché noi esportiamo il 52% del nostro prodotto in Europa, e non è che se l'Italia va bene e la Germania va male noi non abbiamo un problema, perché i pezzi dei nostri automotive, i pezzi diciamo dei nostri imprenditori stanno facendo per la Germania e la Francia, se loro non vanno bene per noi è un problema. E quindi questo per me è fondamentale. E qui si possono fare cose, perché io credo che sui temi delle big tech oggi il saldo europeo tra Europa e Stati Uniti, mettendo anche all'interno non solo i prodotti e i beni, mettendo anche il big tech, la differenza è circa di 50 miliardi. Il negoziato lo si può fare giustamente sul big tech, lo possiamo fare sull'acquisto del gas, anche se siamo consapevoli che comunque il gas liquido che stiamo comprando costa di più. E l'altra cosa che possiamo fare è che non dobbiamo scordarci che l'80% della difesa europea la compriamo negli Stati Uniti. Dobbiamo crescere, vogliamo crescere, abbiamo aziende che lo possono fare, però oggi questa è la realtà. Quindi non panico, no? Mettiamo al centro e facciamo cose subito. Poi l'Europa deve fare i suoi compiti, ma penso che ne parleremo dopo. Assolutamente, anzi parliamone subito, già che ci siamo. A proposito di compiti dell'Europa, prima affrontavamo col segretario Capone quell'impianto che poi viene semplificato mediaticamente nel Green Deal, no? Però è un impianto più generale, c'è anche il Clean Industrial Act, c'è un'ottica, addirittura all'Europarlamento si è sdoganata nella legislatura precedente una legge sul ripristino della natura che non mi sembra, come dire, faccia gli interessi dell'industria, cioè c'è tutta un'ottica
non so come definirla, declinista, diciamo eco-talebana, comunque quell'ottica del Green Deal, allora la domanda che non posso non fare anche a lei è come è vissuta quest'ottica dal tessuto delle nostre imprese e come bisognerebbe sterzare eventualmente. Vabbè, allora noi parto dal presupposto che sono un europeista convinto, io sono convinto che l'Europa dei vaccini abbia saputo fare bene, però parliamo di un'altra cosa. Cioè oggi, ma com'è possibile? Chi fa impresa dal proprio listino prezzi non toglie il primo prodotto che fa per ideologia, penso all'automobile. Il veicolo in Europa è il primo prodotto e se avessimo continuato a fare quello che dovevamo fare, cioè quindi utilizzare la neutralità tecnologica e non l'ideologia, avremmo assunto 100.000 persone in più in Europa, invece il rischio è che ne perdiamo 70.000 in Italia. Allora, poi per dire cosa? Che noi oggi io non sono contro l'auto elettrica perché dice no, ma Orsini è contro l'auto elettrica. No, però abbiamo dei problemi e dobbiamo tenerne conto. Io penso ovviamente all'Italia. L'Italia ha un problema enorme di costo di energia e di connessioni, ma spingere ancora su una tecnologia che in Europa non abbiamo, che viene prodotta dai cinesi, che ci arriva dalla Cina e che da un certo punto di vista la Cina per emettere meno ha aperto per produrre batterie 100 centrali a carbone in più, ma il cielo non è diviso, ma stiamo eliminando ovviamente la nostra impresa. Allora, poi c'è un capitolo ma la burocrazia europea, noi oggi dobbiamo fare una cosa semplice, dobbiamo fermarla, non c'è più tempo. Abbiamo costruito 13.000 norme in 5 anni, dove gli Stati Uniti ne hanno fatte 3.500. Cioè noi facciamo la norma per la norma, ma scusate, noi abbiamo mappato dal nostro centro studi presentato settimana scorsa, all'inizio di questa settimana, perché ormai perdiamo i giorni, la GDPR, che è importante, siamo a legge per la privacy, è importante, ma costa l'8% dei ricavi. Ma scusate, ma noi se siamo in un mercato dove dobbiamo competere geopoliticamente con gli Stati Uniti, dobbiamo competere geopoliticamente con i cinesi, vogliamo la responsabilità sociale e noi la vogliamo fare e la sappiamo fare, ma se lottiamo con quelli che non hanno la responsabilità sociale, o noi siamo in grado di cambiare loro, oppure noi siamo finiti. Quindi noi dobbiamo mettere al centro l'impresa, e per mettere al centro l'impresa anche in Italia, e vedremo, io spero, Giancarlo ormai mi sopporta, sa che io spesso vado con il ministro Giorgetti, oggi serve un piano straordinario per le imprese. Noi oggi abbiamo il PNRR che è stato pensato al momento dove era l'apice dell'ideologia anti-industriale, quindi che ha dato dei soldi, una parte ovviamente a fondo perduto e una parte a debito. Ma almeno la parte a debito, che oggi abbiamo una guerra economica in corso, la possiamo utilizzare per salvare le imprese e fare in modo che possano correre. Quindi questo dobbiamo fare da subito. Abbiamo soldi non spesi dal PNRR, questi vogliono convertiti. Abbiamo visto gli spagnoli che hanno attuato un piano di 15 miliardi, abbiamo visto la Germania che ha messo 500 miliardi sull'industria, non parlo del ReArm, ma 500 miliardi al centro, ci sono le infrastrutture. E quando mi si chiede tema infrastrutture, noi siamo d'accordo su tutte le infrastrutture, ma spiego perché. Oggi siamo al 19° posto in Europa per logistica. La Germania è al 4° posto, questo è un tema di mancata produttività, e quando noi vogliamo dire dobbiamo produrre di più, noi i compiti a casa li dobbiamo fare. Per fare i compiti a casa dobbiamo investire di più, dobbiamo avere gli strumenti sono che siano automatismi non legati a lacci e accioli, fatemi dire, come Industria 5.0, che sappiamo non ha funzionato, e a questo punto servono misure che incentivino i nostri. I nostri oggi hanno un tema di fiducia, perché oggi quando manca la fiducia non investono. È come chiedere a un cassa integrato di comprare una macchina nuova, non lo fa. Allora noi abbiamo bisogno, invece di dire bene, barra dritta, quindi no paura, no panico, avere un piano strategico di cosa vuole fare l'Italia e l'Europa sull'impresa, perché l'impresa uguale, capitolo lavoro, sono i ragazzi che lavorano da noi. Quindi se vogliamo salvare i ragazzi che lavorano da noi, che a noi interessa, e i nostri
visto che sono 24 mesi che non c'è mancata produttività, non stanno né mettendo in cassa integrazione né licenziando perché mancano le persone, abbiamo paura di perderli. Quindi da subito serve potenziare l'aiuto alle imprese, perché sennò questo sarà un enorme problema. Poi ci sono temi di energia, temi di competitività che... Sì, ascoltandola mi veniva in mente che lei ci sta dicendo, semplifico, mi corregga se sbaglio, bisogna uscire da quella situazione che è rappresentata da un vecchio aforisma in voga negli Stati Uniti per cui l'America fa, la Cina copia, l'Europa regola. No? Bisogna un po' uscire da questo vecchio schema, questo mi sembra che sia un po' la morale del suo... Io anche qui mi permetto, scusi l'interruzione, cioè noi dobbiamo dialogare con tutti, perché noi i prodotti li vendiamo a tutti. Poi è logico che se devo dire con gli Stati Uniti c'è una partnership che è molto più, diciamo, è da molto più tempo che la stiamo costruendo, ma c'è anche un saldo positivo, perché quando si parla comunque di mercato di commercio, e dicevo prima, noi esportiamo agli Stati Uniti 65 miliardi e loro ce ne esportano 25, abbiamo un saldo di 42 miliardi, saldo positivo. La Cina è il contrario. Quindi anche con la Cina, io dico, noi possiamo dialogarci, però c'è un tema di reciprocità e c'è un tema anche di responsabilità sociale nei prodotti che vengono fatti, che questo è fondamentale, perché se a me mi chiedete di fare un prodotto con una barriera di un'asticella che è alta 2 metri e loro devono fare un salto di 1 metro, capite che la competitività è un po' diversa. Assolutamente. Lei citava il macro tema dell'energia, no? Allora su questo fronte volevo sottoporle 2 snodi. Uno, la questione costi dell'energia, no? Impazzimento dei costi dell'energia, come va affrontata, che dialogo politica-impresa ci deve essere. La seconda è se anche lei condivide diciamo il sì del segretario Capone all'energia nucleare pulita, moderna, di ultima generazione. Mi sono preso un appunto perché credo che la risposta... Allora, il costo dell'energia a megawattora del 2024, l'Italia la paga 108 euro a megawattora, la Germania 78, la Spagna 63, la Francia 58. Quindi vuol dire che la Germania è un meno 38%, la Spagna meno 72%, la Francia meno 87%. Ma noi abbiamo un problema, Noi dobbiamo convincere anche gli altri a venire a investire in Italia. Abbiamo bisogno che gli altri rimangano in Italia a investire e non facciano delocalizzazione e vadano all'estero. L'energia è il tema dei temi per la competitività delle imprese. E io sul sì al nucleare, è certo che sia il nucleare, ma vuol fatto subito, ci vuole coraggio e qui non può esserci un problema politico, è un problema di salvaguardia dell'Italia, non si può pensare che ci sia qualcuno contro, perché oggi è l'unica via per salvare l'industria italiana e per mettere al centro i lavoratori, perché questo è, noi e i lavoratori siamo la stessa cosa e l'energia è il problema. L'energia è il problema, questo come dire, lo possiamo scrivere a caratteri cubitali sopra le nostre teste. Come ultima domanda, anche a lei volevo porre una domanda di metodo, che però poi diventa anche merito, no, delle sane relazioni tra gli attori, i corpi intermedi di un paese. Qual è, dal suo punto di vista, una corretta relazione tra chi rappresenta le istanze dell'economia reale, delle imprese, delle industrie e la politica? Quali sono, come dire, le leve... Il rapporto tra noi e la politica. Vabbè, sì, noi non facciamo politica, noi siamo altri politici. Il nostro mestiere è quello... Come l'ha incalzata? Ecco, questo è un po' su quali snodi l'ha incalzata? Io credo che chi fa il mio mestiere prestato per 4 anni deve avere una capacità d'ascolto dei territori e capire veramente quali sono le esigenze, fare sintesi e cercare di dire alla politica quali sono le maestre. Però vedete, anche qui non possiamo pensare di correrci dietro sulle leggi di bilancio, ma non sto dando una colpa, ovviamente noi sono state fatte delle scelte, il cuneo fiscale, il debito diciamo derivante di alcune scelte del passato, però un piano strategico oggi dove vuole andare questo paese è fondamentale per 2 motivi: per capire dove puntare, cioè quali sono le imprese da salvare, cioè da aiutare e da salvaguardare, perché noi abbiamo delle eccellenze che non possiamo perdere, quindi quelle vogliono protette,
abbiamo quelli che purtroppo vengono da settori maturi che dobbiamo aiutare a trasformarsi e aiutarli ad andare all'estero, perché in un momento come questo non si può più parlare Mercosur sì, Mercosur no. Il Mercosur devo il fatto domattina, e poi nuovi mercati come l'India, perché i nostri prodotti sono apprezzati. Quindi nostra necessità è portare le istanze a chi fa politica di fare scelte giuste, e noi dobbiamo saper fare sintesi. E mi sembra che lei oggi di stanze ne abbia messe sul tavolo. Io la ringrazierei molto e farei un grande applauso al Grazie a tutti Presidente di voi, grazie Confindustria. dell'invito, grazie.